1660 metri a percorrere, 3 anni, una condizionata, 4 anni, una condizionata, 1 Arro degli Ulivi, 2 Enipan, 3 Aramis OP, 4 Aspramare Ama, 5 Anita Sprezza, 6 Ardimentosa Luis. Questa è la prima fila. In seconda 7 Aquila della Notte, 8 Aida Francis, 9 Arta Termejet. Leggermente arretrato rispetto all'ala Arrow degli Ulivi. Si ritrae Ardimentosa Luis. Stacco della macchina, Aspramare Ama. Mette in campo parziale col quale cerca di scavalcare Arrow degli Ulivi e Aramis OP. In bocca della prima piegata l'errore di Arrow degli Ulivi sulla conversione contemporanea di Aspramare Ama. Squalificato. Finisce a tabellone Arro degli Ulivi, guida Aspramare nei confronti di Aramis OP. Risale all'esterno Anita Spritz che sul rallentamento operato dopo il lancio in 14,7 da Aspramare Ama ottiene ovviamente il via libera. Anita Spritz che scende alla corda in vantaggio. 400 iniziali in 29,9. Anita Spritz nuova leader nei confronti di Aspramare Ama, quindi Aramis OP che precede Enipan alla corda. Lungo i birilli, Aquila della Notte, il completamento dei 600 iniziali con la mossa esterna di Ardimentosa Luis in 45,5. Davanti alle tribune, Anita Spritz che porta a spasso la compagnia nei confronti di Aspramare Ama, guida con una di margine all'altezza di quest'ultima, risale al largo Ardimentosa Luis che è pedinata da Aida Francis. Completamento del giro in 1 minuto e 5 decimi. La fisionomia di gara ormai ben definita. Anita Spritz comanda al chilometro 15,6. Ardimentosa Luis si industria a lato di Aspramare Ama. Quando si è a metà della dirittura opposta tende ad accelerare in progressione la leader Anita Spritz che mette assieme una dritta opposta in 14,4 con la quale prende 1,5 di margine. Ardimentosa Luis che lavora sul passo all'esterno, accusa Aspramare Ama. Poi lungo i birilli Enipan, Anita Spritz in fuga a 200 metri dal termine, ha chiaro margine di vantaggio nei confronti di Aspramare Ama. In open stretch si butterà da qui a poco Enipan. Anita Spritz che la fa facile nel tratto conclusivo, viene a dominare il campo, vince con 3 lunghezze e mezza nei confronti di Enipan. Al terzo ancora Aspramare Ama, sul finale di Arta Termejet al largo 29,9, gli ultimi 400 metri 1,14,9, la media al chilometro easy di Anita Spritz, Otello Zorzetto, il train di Andrea Sarzetto, i colori di casa della Valle Falconera, il ritorno al successo dopo un periodo non semplice per la figlia di Ganymede, il numero 5 sul tabellone al primo posto a quota Pacciarotta e 4,03, al secondo il 2 di Enipan, al terzo il 4 di Aspramare Ama. Attendete il verdetto della giuria perché in questo istante suona la sirena.